vuoi la linea? No, 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 ci sono. Sì, anche oggi in treno, infatti stavo pensando, andata condurrebbe l'onorevole Laura Ravetto, condurrebbe che siamo al condizionale perché non so se ce la faremo, Antonino. Sto attaccata al finestrino del Frecciarossa. Sono appiccicata al finestrino del Frecciarossa, proprio appiccicata. Tra un po' perché sarebbe altamente pericoloso. Non ti si scorsi dai finestrini. Sì. Ah, cambiamo la sigla, sono d'accordo. Sì, perché comunque oggi sono stata sul territorio, stamattina ero anche in Lombardia, per poi no, diciamo, e sai che spesso la Commissione Affari Costituzionali è prima dell'Aula e quindi io rientro il lunedì e quindi this is my life. No, no. Beh, insomma, tutto dobbiamo dire che, sai, giustamente tu hai detto concessione, perché all'epoca si parlava di concessione, ma questo doveva essere un diritto sociale, no? Perché poi il diritto delle donne è diritto sociale, perché ovviamente no, donne e uomini sono la stessa cosa. Oggi, se devo fare una critica, la faccio alle donne, guarda, ti stupirò, perché ancora troppo spesso notiamo che quando ci sono candidate donne, a preferenza ad esempio, spesso hanno più il voto maschile del voto femminile. Io non dico che una donna debba per forza votare una donna, non mi sognerei mai, no? Si votano i bravi, indipendentemente dal sesso, però comunque un dato che fa riflettere. Quindi quello che voglio dire è esercitiamolo questo diritto, magari anche supportando no? la rappresentanza. Mhm. Mhm. Ah, guarda, non lo so. Parli con una che aveva una nonna. Vabbè, io mi sembra ovvio. Cioè, beh, mi sembra ovvio. Tu che cosa pensi che avrei votato? Ma no.
assolutamente no, io sono una convinta della Repubblica, però faccio una confessione. Io avevo un'adorabile nonna di Mantova, di nobili origini, che si chiamava Elia, e ci teneva Elia con la L, non Elia. Ecco, per essere chiari, no? EGL, no? Elia, non Elia. E lei, ahimè, nonostante io tentassi già di convincerla da ragazzina, lei andava nelle urne e scriveva Viva il Re. Ed era una donna molto intelligente, quindi voglio dire, non è che fosse, diciamo, era però avendo quelle estrazioni lei andava e scriveva Viva il Re, e io avevo delle discussioni feroci con questa mia nonna, perché già da ragazza io ero fortemente convinta della Repubblica e della bontà del superamento della monarchia, però lei scriveva Viva il Re, te lo confesso. Ah, mm, 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 mm. Sì, ecco. Sì, sì. No, 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 però comunque è inutile negarlo, no? I passi avanti, lo diciamo spesso, no, Antonino? Noi avevamo il delitto d'onore, cioè noi in cui solo non 1000 anni fa, 150, quindi voglio dire, diciamo 20 anni prima che nascesse, dico qualcuno così non mi sento tanto vecchia, il fatto c'era che se un uomo scopriva la moglie, diciamo così, nel Ce n'è ancora da fare e ce n'è tanta sì, per arrivare alla dicevamo piena prima, parità. dicevamo prima, non so se mi hai sentito, Sì, che del nel delitto d'onore. 1950 avevamo il delitto, quindi è vero che dobbiamo fare ancora molta strada, ma diciamoci anche quanta strada abbiamo fatto, perché sennò sembra sempre che descriviamo il nostro paese come il paese messo malissimo, non è così. La strada fatta è stata enorme e naturalmente dobbiamo migliorare, sappiamo benissimo tutti gli argomenti di cui parliamo sempre in questa trasmissione, però ecco, la strada è tracciata. Io non vorrei, certe volte mi sembra che si diano un po' per scontati questi diritti, e quindi dobbiamo sempre tenere, diciamo, gli occhi aperti, perché soprattutto quando vediamo immigrazioni che
riportano le descrizioni di donne di periodi che fortunatamente noi abbiamo superato, ecco, sicuramente questo deve essere ovviato e quindi bisogna fare attenzione di non dare per scontati i nostri diritti. Sicuramente. Allora, io volevo passare adesso alla seconda parte, diciamo così, di questa nostra, come si dice, di questa nostra rassegna stampa, e introduco il secondo argomento, perché mentre appunto celebriamo conquiste, diritti, parità e crescita comunque sostanziale della società italiana in questi 80 anni, però c'è qualcosa, sono qui su El Magazine, dove la collega Elisabetta Moro firma questo articolo pubblicato un paio di giorni fa. L'ageism, ovvero la discriminazione per l'età, colpisce soprattutto le donne giovani sul lavoro. Il 49% delle donne sotto i 30 anni ha subito discriminazione per età. Ecco qua, il termine ageism, in italiano ageismo, è stato utilizzato per la prima volta nel 69 da Robert Butler, un medico americano, primo direttore del National Institute on Aging. Originariamente la parola si riferiva alla discriminazione verso le persone anziane in una società come la nostra che rifugge l'invecchiamento e lega il valore delle persone alla loro produttività. Le persone anziane sono effettivamente spesso ottenute ai margini e i loro bisogni negati o ritenuti poco importanti, ma esistono anche altre forme di discriminazione legate all'età. Le donne, ad esempio, subiscono spesso discriminazioni al lavoro se considerate troppo giovani. Qualcuno parla di youngism in questo caso. Secondo la 10ª edizione del rapporto McKinsey e Leaning Org Women in the Workplace, succede al 49% delle donne sotto i 30 anni. Le donne ritengono che la loro età influisca sulla loro capacità di cogliere opportunità, spiega Alexis Kripkovic, senior partner presso McKinsey & Company. Quasi la metà delle donne sotto i 30 anni afferma che la loro età sta influenzando le loro opportunità lavorative, e questa percentuale è molto più alta rispetto alla percentuale degli uomini che dichiarano lo stesso. Come fa notare Forbes, i livelli di discriminazione per età si equivalgono tra uomini e donne una volta raggiunti i 60 anni. La disparità è più pronunciata nei lavoratori più giovani, perché le donne vengono maggiormente sminuite quando sono giovani rispetto ai colleghi uomini. Posso dire una cosa, una volta un amico ingegnere mi raccontò che per esempio c'era questa giovane ingegnere nel cantiere dove stava lavorando lui e gli operai la chiamavano signorina, non la chiamavano ingegnere, sol perché aveva una trentina d'anni. Laura, perché secondo te questa discriminazione per il fatto che le donne sono troppo giovani? Cioè sono giovani e sono inesperte, a te è successo? Allora, qua c'è un tema culturale, poi un tema molto concreto. Parto dal tema concreto che è il più grave, poi arrivo al culturale. Il tema concreto è che purtroppo vedono nella giovane donna colei che potrebbe rimanere incinta. E invece di capire che questo è un servizio che le donne fanno alla società e quindi andrebbero valorizzate, troppo spesso nel mondo del lavoro in modo sminuite, perché si dice ma poi farà un figlio e quindi penserà al figlio e quindi non continuerà la carriera. Questa è una cosa vergognosa su cui questo governo però ha molto lavorato, tant'è che tu sai benissimo che noi facciamo tantissimo per l'assunzione delle donne madri, noi facciamo Sì. tantissimo per supportare le madri, noi facciamo cioè in modo che le giovani donne possano pensare tranquillamente di avere un figlio e di avere una carriera. Poi c'è sicuramente un fattore culturale, Antonino, tu hai ragione, ti racconto questo aneddoto che secondo me è divertente, poi magari non divertirai i nostri ascoltatori, ma te lo racconto, treno permettendo. Io sono stata per 12 anni fidanzata con un bravissimo avvocato, 12 anni, e sono stati i 12 anni del mio sviluppo professionale. E noi vivevamo insieme, è stata la storia più importante prima del mio ex marito, del mio matrimonio. Vivevamo insieme e tutte le mattine uscivamo di casa e c'era la nostra portinaia, sottolineo una donna, per cui sai, certe volte le discriminazioni sulle donne le fanno le donne, no? Anche se in buona fede. Allora uscivamo la mattina e questo avvocato si chiamava Stefano e la portinaia diceva: buongiorno Laura, buongiorno avvocato.
e va bene. Poi io ho iniziato a fare la pratica da avvocato e uscivamo alla mattina e lei diceva: "Buongiorno Laura, buongiorno avvocato". Poi io sono diventata capo di un ufficio internazionale importante, una società importante, uscivamo al mattino e lei diceva: "Buongiorno Laura, buongiorno avvocato". Poi sono diventata parlamentare, siamo usciti al mattino e lei ha detto: "Buongiorno Laura, buongiorno avvocato". Io le ho detto: "Mimma", perché si chiamava Mimma, decidiamoci. O dice buongiorno Stefano e buongiorno Laura, o dice buongiorno avvocato e buongiorno avvocato, perché non ha senso sta cosa. Cioè di lì capisci molte cose, sei d'accordo? Sì, decisamente, decisamente. Ed era una donna, quindi voglio dire, c'è un tessuto sociale che tende un po' a sminuire da questo punto di vista, non è che sono i maschi contro le femmine, no? E Sì, quante donne avvocato si sentono chiamare dottoresse. Per questo io sta battaglia sui nomi femminili la trovo un po' sterile, perché non è sulla femminilizzazione del nome, semmai sul riconoscimento del ruolo, quello sì. esatto. Beh, meno male che noi Sveva la chiamiamo regista, che non ha bisogno né di essere declinata al maschile né al Anzi, femminile. anzi potrebbe lamentarsi un maschio, vorrebbe potersi voler chiamare registo, eh, Allora io nell'ottica della giornalisto. Boldrini. E tu, Ah, sì, tu giornalisto, nell'ottica del certo, Boldrini tu sei un giornalisto, certo, certo. straordinario. 10 secondi di pausa, torniamo subito. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. E allora rieccoci, le 15:31 minuti e 42 secondi, l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile con Laura Ravetto al microfono e Antonino Danna. Bene, sì, in effetti c'è questa cosa che siccome donna comunque la chiamiamo sempre col suo nome di battesimo e non le diamo come possiamo dire, il suo giusto riconoscimento professionale, come se in fondo le donne alla fine dovessero restare sempre a casa a lavare, a fare le casalinghe, con tutto il rispetto per le casalinghe, perché sono una parte importante e rispettabile della nostra società. Però sì, c'è questo tessuto sociale, come tu dicevi, che ha bisogno di cambiare, ha bisogno di essere quantomeno migliorato. Infatti, su questo voglio leggerti questo editoriale scritto sul Guardian, che è apparso sul Guardian stamattina, e si parla appunto del fatto che la società è cambiata negli ultimi 40 anni dalla fine degli anni 80, però attenzione, il peso del lavoro e delle responsabilità, specie a casa, non solo non sono cambiate, ma sono peggiorate per quanto riguarda le donne. State un po' a sentire, nell'87 quasi poco meno della metà della popolazione, in questo caso nel Regno Unito, credeva ancora che la principale occupazione di un uomo fosse guadagnare del denaro e quella di una donna invece occuparsi della casa. Questo secondo la ricerca dell'Istituto di Sociologia Britannica. Nel 2022 questa percentuale era caduta al 9%, quindi come vedete c'era stato un grosso cambiamento nella società. Mentre la proporzione delle donne negli impieghi a tempo pieno è aumentata, il peso invece delle faccende di casa continua a cadere ancora in maniera scorretta sulle loro spalle, e questo accade nelle case dove ci sono coppie eterosessuali, mentre invece le coppie dello stesso sesso tendono a dividersi i lavori, i compiti in maniera più egualitaria. Gli uomini stanno facendo di più rispetto a quanto facevano alla fine degli anni '80, ma le donne ancora si sobbarcano la parte principale, anche quando sono loro quelle che portano i soldi a casa. Questo lo dimostra tra l'altro una ricerca americana. Insomma, i comportamenti sociali si sono trasformati, però certi ruoli in casa hanno dimostrato di essere molto più duri a cambiare.
A livello globale le Nazioni Unite riferiscono che le donne fanno almeno 2,5 la volta in più di lavori di casa e cura dei bambini, della famiglia e così via rispetto agli uomini. E questo è equivalente a una percentuale, a una forbice, pensate, che va tra il 10 e il 39% del prodotto interno lordo degli stati che aderiscono alle Nazioni Unite. Negli Stati Uniti d'America, per esempio, le analisi suggeriscono che le donne, che rappresentano più o meno la metà della forza lavoro che riceve uno stipendio, sono però l'80% della forza lavoro non pagata, cioè al 50% lavorano, hanno la loro dignità fuori di casa. In casa l'80% delle donne sono tutte casalinghe, sono tutte costrette a fare i servizi e nessuno le aiuta. E pensate che la quantità di lavoro non pagato che le donne generano tenendo pulita casa, occupandosi dei figli, vale qualcosa come 3,6 trilioni di dollari l'anno, ed è una quantità di lavoro che non viene computata nel PIL, se no il PIL degli Stati Uniti sarebbe ancora più alto. Ecco, come si cambia questa tendenza, Laura? Anche se qualche segno di cambiamento rispetto agli anni '80 c'è, perché io mi ricordo in certi matrimoni una delle gag che viene fatta solitamente è che arriva il solito tizio curioso, divertente, porta la vasca con lo svelto piatti e li fa lavare al marito, mentre la moglie assiste divertita e tutti ridono, ah ah ah, che divertimento, come a dire, vabbè, fa ridere perché non è la realtà dei fatti. Ecco, a me una cosa così mette tanta mestizia, a te? Sì, nel senso che comunque secondo me le nuove generazioni dovrebbero essere educate a una corresponsabilità dei ruoli, no? Poi ti parla una che forse ne ha approfittato fin troppo, nel senso io non so stirare, non ho mai stirato una camicia e tutti i miei fidanzati si stiravano le cose, quindi io Ferma lì. Sai perché? Sai che tu non hai il piacere di vedermi in diretta, ma sappi che io, quando vado in onda, le camicie, i panni e i pantaloni sono tutti stirati da me. Grande. Io ho cominciato in collegio, non poteva venire mia madre da Vibo Valentia a stirarmeli. Da allora io la domenica mattina mi stiro i panni e mi aiuta anche a pensare, beh, sarò strano, che vuoi fare? Secondo me sei anche un uomo che poi giustamente facendolo bene non sopporta quando glielo fanno gli altri perché non glielo fanno altrettanto bene. Infatti io non permetto a nessuno di fare sta roba, la faccio io con annesso appresso, se proprio lo vuoi sapere. Ecco, vedi? Sono un virtuoso della stirella, ebbene sì. Esatto, no, ma perché se vogliamo dirla tutta, poi è anche una forma di indipendenza personale, saper far tutto, Come no? no? Quindi, esatto, poi se tu mi chiedi, sai cambiare una lampadina, magari la maggior parte delle donne ti dirà di no, e non va bene neanche quello, cioè non è una questione solo di trasferire all'uomo dei lavori tipicamente femminili, ma anche trasferire alla donna il concetto che deve farsi delle cose da sola che tipicamente fa fare un maschio. Questo secondo me, con tutto il rispetto per tutti gli elettricisti, le donne e gli uomini delle pulizie, cioè non vogliamo levare il lavoro a nessuno, però diciamo rendersi autonomi secondo me è una cosa corretta. Ti devo anche dire però che io su questo tema sono anche firmataria di una legge che però non ha avuto gran fortuna, te lo dico ancora lì, abbandonata, in cui però tuttavia, preso atto di quello che dici tu, cioè che nonostante gli sforzi culturali, eccetera, di fatto però nella maggior parte dei casi il lavoro ricade sulle donne e queste donne non sono retribuite, chiedo il riconoscimento di una forma di retribuzione a chi fa questo per la famiglia. Capisco che sia una legge che comporterebbe un sacco di fondi, vedo già la critica delle femministe che mi dicono così poi le donne stanno ancora più in casa per farsi pagare. No, io non intendo quello perché non sto parlando di uno stipendio come in una società, però un riconoscimento dello sforzo che viene fatto, anche perché spesso fare questo lavoro significa consentire all'altro partner di farne un altro e quindi è giusto che venga secondo me riconosciuto lo sforzo anche in maniera retributiva. Ma guarda, ti dirò una cosa, secondo me invece a scuola bisognerebbe reintrodurre una materia che veniva chiamata fino agli anni '60 economia domestica, e la dovrebbero fare maschi e femmine, perché per esempio io
quando ero scapolo vivendo da solo, e ho imparato sostanzialmente a fare tutte le faccende di casa. Ho accolto la lavastoviglie come una liberazione. Per esempio, io sono molto geloso del fatto di caricare, manutenere e far andare la lavastoviglie. Se devo scaricare la lavatrice perché abbiamo lavato i panni, non è un problema anche stendere. Cioè, non è che io mi sento meno maschio sol perché sto stendendo i panni di casa che sono usciti dalla lavatrice. Ecco, secondo me sarebbe il caso di dire, ragazzi, quando siete in casa, quando state assieme, siete una coppia, la baracca si manda avanti assieme, non è, vabbè, tanto tu sei donna, adesso fai da mangiare, poi lava, stira e pulisci, insomma. Covid secondo me è stato un esempio, no? Durante Covid, tutti chiusi in casa, secondo me era un momento virtuoso perché le famiglie dividessero bene i compiti, no? E quindi io auspico che ci sia stato almeno questo di positivo da una situazione tragica, sto scherzando, però io per esempio sono diventata la reginetta delle lavatrici. Le lavatrici come le faccio io non le fa nessuno, non le lascerei fare a un altro uomo, però lo lascerei stirare. Cioè, credo che sia anche bello nell'ambito di una coppia dividersi i compiti, sì. Come no? Lo è anche Vale anche per la perché cura è dei quello figli. che garantisce, cioè vuol dire io a te ci tengo, è un reciproco manifestarsi attenzione e cura, se mi posso permettere. È anche un modo per dire: "Oh, do la mia parte, do il mio contributo perché so che per te la giornata non è stata facile, so che per te la giornata", cioè l'idea stessa anche di fare da mangiare. Torni a casa alle 9, dove sei stata? "So stata in commissione", mangia. E questo non è, cioè anche questo secondo me è prendersi cura degli altri ed è anche fare la propria parte. No, torno ora dalla commissione, bene cucina, bene cucina, non lo so come va a finire dopo che uno te lo dice. Non lo so che succede dopo, però mi sembra in ogni caso, diciamo così, ecco, questo sì maschilista. Certo, esatto. Sì, va bene, però ecco, io penso che le coppie giovani su questo possano essere un po' più avanti, io lo spero, ecco. Sì, è quello che speriamo tutti, insomma, è quello che, dovrebbe essere così, appunto. Il fatto che cooperare, dare la propria parte, fare le faccende di casa non è che rende l'uomo meno maschio o meno uomo, ma anzi dimostra la sua attenzione e la sua cura, che è la cosa più importante. Guarda la cucina, no, ormai è anni che abbiamo gli chef, da tutte le parti, è sexy l'uomo che cucina, no, ormai è, diciamo decisa questa cosa, quindi ecco, mi sembra che sia ovvia come cosa, no, che anche su questo lo sforzo culturale ci sia stato. Certo, dopo però deve caricare la lavastoviglie e farli lavare i piatti, se no non vale. Sì, Quindi però ci sono già molte pubblicità invece dove non ridono e anzi c'è lui che pulisce il bagno, sì. c'è lui che mette le stoviglie, cioè no, ce ne sono, c'è lui che si lamenta perché diciamo il vassoio non è troppo splendido, però deve valere anche il contrario. Ripeto, faccio anche una morale a me stessa, devo imparare a fare quelle cose che di solito chiedo, no? Sai, ripeto, la lampadina piuttosto che. Quindi dovrebbe valere anche per noi però questo sforzo culturale. Vabbè, è solo questione di tempo. Del resto, la regina Elisabetta di felice memoria, per esempio, era una bravissima esperta meccanica perché durante la guerra aveva fatto l'ausiliaria e l'avevano messa a riparare i camion. Quindi lei sapeva perfettamente come si ripara un'automobile, come funziona, qual è il problema. Pare fosse tra l'altro molto capace di capire a intuito quale fosse il problema del motore che non andava e la diagnosi spesso era pure giusta. Per dire, è solo questione di apprendimento e basta, non è una questione di sesso o di attitudini, se mi posso permettere. Allora, 02 dimmi. No, esatto, bellissimo esempio, questo è un bellissimo esempio. Sì, era molto in gamba, ma infatti nel film, per esempio The Queen, Helen Mirren, che la interpreta anche abbastanza bene, e proprio lei a un certo punto hanno un guasto con la Land Rover e lei dal telefonino chiama e dice: "Ho avuto 'sto problema al semiasse". "Ma stai sicura di quello che dice?"
Certo, queste cose le ho viste costruire, ho fatto la guerra, so come funzionano, insomma, tutte queste storie così. Ma al di là di questo, 02 92 94 7222 se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia, sì. Dunque sono le 15, 44 minuti e 56 secondi, quindi tu più o meno dovresti essere verso Parma. Sì, bravo, io sono esattamente lì, più o meno lì. Ti volevo dire che oggi secondo me dobbiamo anche parlare un po', perché è relativo anche alla parte femminile, perché questa è stata una cosa delicata, Sì. a finalmente aver, di nuovo mi spiace dirlo perché mi sarei aspettata fosse già in galera da un po', di questa bosniaca che continua a rubare a Milano, eccetera. Tu sai, no, che è uscita la notizia che questa che spudoratamente era andata in TV a dire il mio lavoro è rubare, era stata già arrestata nel 2023, è stata riarrestata mentre rubava in stazione. E tu ti ricordi che c'era stata tutta la polemica da parte della sinistra su invece le nostre leggi che hanno imposto la possibilità del carcere anche sulle donne che rimangono incinte, e rimangono incinte apposta per non essere incriminate, che in combinazione sono sempre relative all'etnia rom, perché dobbiamo dire la verità. Quindi diciamo che questa è l'ennesima conferma, anche se questa era una ragazza giovane, che però in realtà abbiamo un problema specifico, e che in questi casi, vedi, si usava il diritto in maniera che poi veniva a negare il diritto dei bambini, perché poi certo. I diritti non sono sempre lì da soli, no? I diritti devono essere bilanciati con quelli degli altri. Allora è un diritto di un bambino essere messo al mondo non per ragioni strumentali e poi magari essere abbandonato lì in strada a fare l'elemosina anche lui, solo perché c'è il diritto della donna che quando è incinta diventa intoccabile. Ecco, questo solo per dire che noi giustamente parliamo di diritti femminili, però non è che c'è solo il diritto femminile. Il diritto femminile deve essere perimetrato come qualunque altro diritto anche rispetto a quelli degli altri. Questo è poco ma sicuro, insomma, anche perché non è proprio il caso di nascondersi dietro una vita che nasce per non andare in galera. Cioè, questo è servirsi dei figli come scudi umani per le tue responsabilità. Hai rubato, vai in galera, paga il tuo conto con la società, non che deridi la società perché tanto basta che ti presenti con la panza e in galera non ci vai. Questo non mi pare nemmeno così corretto, ecco, mettiamola così. Non la vedo in maniera molto, molto corretta e molto rispettosa. Prima di tutto dei bambini che come tali non ci chiedono di venire al mondo, non vengono interpellati prima, per cui a maggior ragione dovremmo avere rispetto del concetto di diventare padre o madre. Ma poi anche e soprattutto per questo fatto di dire vabbè, tanto ti faccio fesso, no? Come Sofia Loren nell'episodio della tabaccaia ieri, oggi e domani, quando con Marcello Mastroianni ogni volta fanno figli su figli, quando arriva la Guardia di Finanza lei gli porge il certificato, la signora è incinta, in galera non può andare, e vabbè, ci rivediamo tra 9 mesi. Insomma, queste cose da un lato erano tragicomica o commedia all'italiana, dall'altro però sono un segnale preoccupante anche per un certo modo di intendere e la società e la genitorialità, per cui insomma cerchiamo di non giocare troppo con i figli, e soprattutto perché poi alla fine sono anche la parte più debole e sono sempre la parte che soccombe, purtroppo. Primo perché nessuno gli chiede di venire al mondo, e secondo perché poi devono subire quello che l'adulto che li sta mettendo al mondo, che si presume sia adulto e li mette al mondo, gli impone. Questo è il vero problema, o no? Certo, assolutamente. Infatti questi discorsi che abbiamo fatto anche in aula, non a caso abbiamo portato avanti il nostro emendamento come Lega, che è stato approvato alla Camera e adesso è in approvazione al Senato. Ecco, e speriamo allora che venga approvata al più presto. Laura, noi ci avviamo alla conclusione perché sono già quasi le 15:50 con una notizia che arriva da un giornale thailandese, il The Nation. Allora, sentite questa storia perché è una storia che io trovo particolarmente abominevole. C'è questa fondazione che si occupa di difesa dei bambini e delle donne in Thailandia, che si chiama Pavena Foundation for
Children and Women, ha tenuto una conferenza stampa e ha chiesto al governo thailandese di attivarsi presso il governo cinese, perché che cosa è successo? È successo che un gruppo di criminali cinesi ha con l'inganno convinto 100 donne thailandesi, dice voi venite a lavorare da noi. Dopodiché nel venire a lavorare da loro, la truffa qual era? Che gli prendevano i documenti, le portavano in realtà attraverso Dubai e poi l'Armenia in Georgia, quindi paese dell'ex Unione Sovietica, e lì queste 100 donne vengono utilizzate oggi come human egg farm, cioè loro producono ovuli, sono tenute a produrre ovuli giorno e notte per chi? Per chi vuole chiedere appunto la gestazione per altri o utero in affitto, che dir vogliasi. E appunto The National racconta proprio questo, dice il gruppo è passato attraverso Dubai negli Emirati Arabi Uniti prima di volare in Armenia, dove queste 100 donne sono state in un hotel per 3 notti, poi sono state portate in varie zone turistiche per scattare loro delle foto, perché dovevano dimostrare appunto ai funzionari dell'agenzia delle dogane in Georgia che loro stavano entrando come turiste in Georgia. Il quarto giorno hanno preso un treno diretto alla Georgia, viaggio che è durato circa 10 ore. All'arrivo hanno passato una notte in hotel prima che i loro passaporti sono stati confiscati dal leader di questa organizzazione. L'indomani poi le hanno portate in questo compound che conteneva 4 case. In queste case adesso loro lavorano sostanzialmente per queste, ogni mese loro subiscono queste procedure con cui vengono prelevati gli ovuli dei loro uteri e questi ovuli vengono poi venduti. Tra l'altro questo significa una stimolazione ormonale forzata, delle procedure mediche invasive che rappresentano anche dei significativi rischi per la salute. E tra l'altro sono operazioni che spesso non hanno le proprie cure mediche e non rispettano alcun protocollo di sicurezza. Ecco, io sono veramente disgustoso, cioè sono disgustato da una cosa del genere. C'è un modo per fermare una barbarie del genere? Allora, visto che il nostro è un governo che ha bandito la gestazione per altri come reato universale proprio per questo motivo, no? Per cui quando anche queste cose fossero commesse all'estero, quindi per esempio nel caso di specie con ovuli di questo tipo, sarebbero bandite come reato. Poi naturalmente bisogna sempre distinguere tra eterologa e quindi solo l'utilizzo dell'ovulo impiantato nella madre rispetto alla gestazione per altri. Però diciamo che noi con questo tipo di reato già abbiamo in qualche modo messo in chiaro che nel nostro paese lo sfruttamento della donna per fare bambini è un reato gravissimo. E quindi ecco, io penso che si debba essere orgogliosi della presa di posizione di questo governo. È chiaro che nell'ambito dell'eterologa, che invece è consentita, cioè solo l'utilizzo dell'ovulo, ci sono ambiti seri, cioè di donne che lo fanno volontariamente, e ci sono questi sfruttamenti vergognosi, e questo deve essere perseguito in ogni modo dalle autorità giudiziarie. Quindi bene l'inchiesta, vergognosa questa situazione, come dici tu giustamente, se ci fosse la non volontarietà di una gravità assoluta, ma anche ci fosse la volontarietà, perché comunque bisogna rispettare dei protocolli di sicurezza, di attenzione. Non è che una donna può sviluppare degli ovuli continuamente, perché significa sottoporsi continuamente a trattamenti ormonali che producono alterazioni corporee, possono determinare malattie gravi e naturalmente non si può pensare che una si metta, anche perché spesso poi sono donne con fragilità economiche che quindi per soldi possono mettere a rischio la loro salute. Quindi è una cosa vergognosa ecco, però noi come Italia direi che siamo molto chiari e molto severi su questi temi, questo governo lo è. Ecco appunto, e lo diciamo anche per le anime belle che con un eufemismo la chiamano gestazione per altri e la presentano come una bella cosa. Queste donne, tra l'altro scrive The National, il giornale thailandese, se vogliono abbandonare la Georgia e tornare in Thailandia, vengono chiesti dalla gang cinese che le sfrutta
vengono chieste un pagamento come spese di mantenimento che va tra i 50.000 e i 70.000 baht thailandesi, cioè tra i 1.500 e i 2.000 euro. Provate a immaginare queste donne che vivono lì e non hanno un soldo, dov'è che trovano 2.000 euro per poter essere rimpatriate in Thailandia, ammesso che poi vengano rimpatriate. Allora, Laura, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e ti voglio ringraziare come ogni lunedì. Ci ritroveremo tra 168 ore. Fai buon viaggio. Che dire di più? Grazie. Che ci salutiamo così. Sì. Vediamo un po'. Prossimo, Antonino. Sono qua sul finale. Sì. Ci vediamo lunedì prossimo, Antonino. È stato bellissimo, come sempre. Grazie, ci salutiamo con un pezzo di Gianni Morandi del 1970, Occhi di ragazza. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Ravette e Antonino Danna. Con Zoom ci troviamo alle 18, parliamo di Terra dei Fuochi con Pino Ciociola, non mancate, a tra poco. Avete ascoltato